diretta? Prova? Sì. Siamo in diretta, sì. Ok, ci siamo. Amici dell'Edicola di Pinuccio, buonasera, benvenuti. L'audio è forse un po' basso. Siamo in diretta dalla palestra comunale di Fiumefreddo di Sicilia, provincia di Catania. In questo momento 3-4 per la Jolly 5 Frondi di mister Franco Giglietta. Siamo partiti con un pochettino di ritardo perché c'è poco campo e quindi abbiamo cercato la giusta sistemazione per la connessione. Quattro pari adesso il punteggio al servizio il numero 16 calabrese. Fabio Remo, un'ottima schiacciata per la Jolly 5 Frondi, 4-5 il punteggio. Stiamo un attimo ancora, ci stiamo sistemando in postazione. Diteci se ci state vedendo, se ci state sentendo a casa, se è tutto ok. Jolly al servizio con Domenico Laganà che appare davanti al vostro schermo. Ace per lui, break Jolly 4-6. Jolly 5 Frondi in campo con Emanuele Renzo, Domenico Laganà, Michele Zerbonia libero, poi Marco Pugliatti, Francesco Filanotti e Fabio Remo. Qui c'è il fallo del Papiro, 4-7. Primo arbitro dell'incontro, un arbitro esperto, Vincenzo Emma. Secondo arbitro, Flavia Caltagirone. Ancora spin per Mimmo Laganà, traiettoria in diagonale che termina out 5-7. Servizio Costa Dolci Papiro con Trombetta, Marco Pugliatti al centro, Murato, Federico Filianotti. Francesco Filianotti, perdono, ogni tanto mi viene da confonderli. Quindi si porta a -1 la formazione di casa. Abbiamo rivisto anche il replay. Ancora il servizio Papiro, Pugliatti sceglie ancora una volta l'attacco centrale ottimo di Filianotti. Una buona combinazione tra i due giocatori della Jolly. 6-8. Fabio Remo al servizio. Traiettoria flottante, riceve il libero lo schiavo. Poi punto del Papiro che si porta a 7. Pallone che passa a fianco del muro Jolly e casca davanti a Domenico Laganà. Servizio Papiro, Pugliatti smarca gli avversari, va andando da Mimmo Laganà, buona la copertura della Papiro, tocca il muro Jolly, Fabio Remo, Pugliatti, pallonetto di Emanuele Renzo che termina out e si va in parità. Ancora servizio Papiro con Genovese, Emanuele Renzo ancora per la Jolly 5 Frondi ma non trova lo spiraglio giusto, palla ancora out 9-8. Squadra allenata, quella siciliana, da coach Prinzi Russo che dà le ultime indicazioni al suo opposto genovese al servizio in questo momento. Out però, pareggia subito la Jolly 5 Frondi. Ci sei Renato? Ci sono?
Hai tu il microfono un po' basso. E vedete in basso a destra le indicazioni di mister Franco Giglietta a Michele Zerbonia, libero di oggi. Sostituisce l'acciaccato Max Lopetrone. Riceve il numero 16 Calabrese. Schiaccia poi il 17 La Rosa. Manda di là Domenico Laganà, ma non trova il campo. Troppo angolata questo appoggio di Laganà. Si voleva fare una giocata d'esperienza. Domenico Laganà gli è riuscita. La Rosa al servizio. Spin per lui, è buona, tocca il nastro, riceve per la Jolly Renzo, Pugliatti va da Emanuele Renzo, ma c'è la doppia. Rivediamo. Non si vede molto da qua. 11-9. Quindi servizio ancora di La Rosa. Palla out. 11-10. La gioca bene la Papiro. Bella difesa. Sì, si è messo le mani tra i capelli il numero 9 Tessa, il centrale. Poi Genovese sbaglia tutto e manda la palla sulla rete. Ma che difesa di Michele Zerbonia, con Testa che si è messo le mani tra i capelli. Attacco centrale da solo. Undici pari. Servizio Jolly, il pallonetto di Calabrese che non viene messo a segno. Pallone out. 11-12, di nuovo in vantaggio la formazione 5 frondese. Batte Marco Pugliatti, riceve il libero lo schiavo, tocca il muro della Jolly, ma c'è il fallo del muro della Jolly. Invasione. 12 pari. Casella al servizio. No, era a Testa al servizio, il numero 9. Da lontano il numero anteriore, sulla parte anteriore della maglietta, sembrava un 9. Sembrava un 8. Emanuele Renzo al servizio per la Jolly, 12-13. Riceve Calabrese, la grande schiacciata poi del giocatore della Papiro che riporta in parità il punteggio. Basilicò al servizio, Pugliatti va da Mimmo Laganà, pallonetto, copre Genovese, poi schiaccia forte Calabrese, recupera la Jolly, Laganà, sbuccia le mani del muro avversario, si tuffa. Numero 2 Basilicò, non Balisicò. 14 per la Jolly 5 frondi che torna in vantaggio. Buono il servizio di Pasquale Arena, Basilicò va dietro e il monster block di Fabio Remo, murato Calabrese. 13-15. Però è siciliano, eh? Sì. Murato Calabrese, Don Calabrese. Calabrese in terra sicula. Sempre Pasquale Arena al servizio, Tesa sul libero. Lo schiavo. Ancora Calabrese che si rifà subito
con Emanuele Renzo che non riesce a tenere in gioco questo pallone. 14 per Fiumefreddo, 15 per la Jolly Cinquefrondi. Ed è Calabrese al servizio. Su Emanuele Renzo. Fabio Remo. Oh, Attenzione, tuffo. Out poi Troppo angolato, di poi Domenico Laganà. C'era stato un buon recupero di Michele Zerbonia. sì, in tuffo ad una mano. Chiamiamolo debutto. Calabrese al servizio, pallone flottante su Renzo. Poiatti sceglie il centro da Francesco Filenoti, pallone recuperato dal Papiro. Sbuccia alle mani del muro avversario il numero 17 La Rosa, la schiacciata di Mimmo Laganà per la Jolly. Poi chiamato in causa Genovese, Mani il out. monster block no, perché mani out. Passa in vantaggio la Papiro. 16-15. Sempre Calabrese al servizio. Riceve Renzo per la Jolly, Poiatti sceglie Domenico Laganà. Non ha toccato il muro Mi era avversario. sembrata, sai. Ho visto la palla. Boh. Sembrava che la palla avesse cambiato direzione. Hai fatto il replay? Sì, l'ho fatto. Non si vede più di break. tanto. Break Papiro. Dritto per dritta questa battuta. Filianoti mette giù il 16° punto. Sta giocando molto di più al centro la Jolly Cinquefrondi con Francesco Filianoti. Già il secondo punto forse per lui. È carico Francesco per questa non nuova avventura, ma Ha battuto per la Jolly Laganà. La risposta è stata buona della Papiro e risponde ancora bene la Jolly Cinquefrondi con Fabio il Remo. Jolly della Jolly. 17 pari. È tornato nella sua posizione naturale Renato. Fabio Remo. Sì, dopo aver fatto tutto. Quindi Laganà al servizio ancora. Buona diagonale, tiene bene la Papiro. Basilicò va dal suo posto, tiene con Renzo la Jolly e poi mani out ottenuto da Domenico Laganà. Passa di nuovo in vantaggio la formazione ospite, 17-18. Cambio, è uscito Genovese ed è entrato il numero 15 Cassaniti. Forse un po' acciaccato Genovese, non so, c'era qualche smorfia. Domenico Laganà, lo vediamo apparire davanti a noi. Ace sporco per lui. 17-19. Ed è time out Papiro. In campo si sente solo la voce di Fabio Remo, che quando non è più l'urlo di Laganà, ma è www.fabiolino.com. Poi ha la voce abbastanza squillante, quindi si fa sentire. Ex Fabiolino. Cresce sempre di più. Da quanti anni è che il Jolly almeno... Lo chiamavo Fabiolino diversi anni 5 fa. anni? Che ha fatto l'esordio con la Serie C. Quindi è almeno 4-5 anni fa. Il piccolo Fabiolino, oggi dottor Fabio. Riprende il gioco dopo questo time out chiesto dalla formazione di casa. Prova ancora l'Ace sporco Laganà, ma pallone recuperato dalla
Papiro, poi Lagana schiaccia e trova il campo avversario, si porta a 20 la Jolly Cinquefrondi con un buon +3. Quindi ancora pronto Domenico Lagana al servizio. Spin per lui. Pallone che torna nel campo della Jolly. Fabio Remo non si fa pregare e rischiaccia sul numero 16 calabrese, che era ancora a terra dopo il recupero in ricezione. Aspetta che c'è un cambio. Sì, cambio decisione del punto. Chiede informazioni Fabio Remo. Assolutamente no, dice. Non ha toccato la rete. Forse li hanno chiamato l'invasione aerea, possibile. È l'unica cosa. 18-20, vediamo il replay. Dice che c'è stato il tocco della rete. Sì, la rete si è mossa abbastanza. Ma dal pallone o dalla mano? Il pallone o mano? No, penso sia stata la mano, ma non so se di Remo o dell'avversario. Riceve Emanuele Renzo, ancora al centro la Jolly Cinquefrondi, poi la doppia del numero 8 Casella, se non mi sbaglio. Non si può esultare secondo l'arbitro. No, hanno chiamato la doppia. 18-21. Si spiega subito il primo arbitro, Vincenzo Emma. Sono io l'arbitro, io chiamo le doppie. Tu protesti dopo eventualmente. Pallone flottante, riceve e attacca il centrale, il numero 9 Testa. E risponde il centrale di Filianoti. Francesco Filianoti. Purtroppo 18-22. Francesco non sarà più con noi. La sua vita cambia. E perché? Dillo, ormai. Non lo so se lo posso dire, mi dispiace. Inizia un'altra vita. Ovviamente si tratta di carriere professionali, quindi il meglio per lui e gli auguriamo tutto il meglio. Intanto pallone a terra del Papiro, 19° punto. Cassaniti al servizio. Spin ma si ferma sulla rete. 23 per la Jolly Cinquefrondi, che adesso effettua un cambio al servizio. Cambio di fratello. Cambio di FR. Esce Francesco Filianoti, entra Federico Filianoti al FR servizio. con FD anzi. Sì. E altro time out chiesto dalla Costa Dolci Papiro, secondo in questo set. Squadre di nuovo in campo dopo il secondo time out di questo set. Stende il braccio l'arbitro. Federico Filianoti al servizio. La ricezione di La Rosa, che schiaccia bene e ottiene il 20° punto. Si chiude il cambio, esce Filianoti, entra Filianoti. Rientra. Sì, rientra il libero Michele Zervonia. La Rosa al servizio. Bella la sua spin su Fabio Remo, ci arriva Pugliatti.
la schiacciata di Renzo, costruzione Papiro, alza spina e poi 21esimo punto della Costa Dolci Papiro. Tuffo di Fabio Remo, rimbalza sulla schiena di Laganà. Sì, e stavolta Time il out, time out, Jolly. sì, chiesto da mister Franco Giglietta. Time out che ci sta, 2 punti consecutivi del Fiumefreddo e Jolly che rimane bloccata sul 23. Jolly alle prese con gli infortuni, alla penultima di campionato. Ultima trasferta per la Jolly Cinquefrondi, ultima partita invece per Fiumefreddo, Penultima diretta. perché settimana prossima Fiumefreddo avrà il turno di riposo. Comunque archiviata la salvezza, penso che si salvi anche la Tonno Callipo, perché manca l'ultima squadra di fatto del torneo, che è quella che dovrebbe retrocedere. Intanto out il colpo di Emanuele Renzo, 22 per la Costa Dolce Papiro, 23 per la Jolly Cinquefrondi, che quando arriva in questa fase del set non riesce a chiudere. Abbiamo visto a Letojanni sopra 13-10, si è fatta rimontare, ha perso il quinto set 15-13. Tanto ha chiesto formazione il capitano in campo Domenico Laganà, ne approfittano i giocatori per darsi indicazioni. Il mister in campo Fabio Remo, anche il mister Fuori campo. Franco Giglietta, che ha dato un occhio alla telecamera, non so se l'avete visto. No, perché sì, c'è dietro la telecamera c'è il punteggio, è vero. C'è il Abbiamo tabellone. ostacolato il punteggio. Si sblocca la Jolly Cinquefrondi con questo errore al servizio. Palla che si stampa sul nastro e rimane nel campo del Papiro. Marco Pugliatti al servizio. In posto 5. Riceve Calabrese, pallone rimesso nel campo della Jolly. Pugliatti va da Lagana e che chiude il set. Mimmo Laganà con questa schiacciata diagonale. Con un colpo dei suoi chiude Domenico Laganà, 1-0 per la Jolly Cinquefrondi, 25-22 per i cinquefrondesi. Vediamo dov'è? Eccola qua. Vediamo la classifica, perché si giocano tutto quanto nelle prime 3-4 posizioni in queste ultime 2 giornate di campionato, con la Datterino Volley Letojanni a 42 punti che affronta la terza in classifica, l'ECT Warriors Viagrande, che ne ha 36, quindi uno scontro più che diretto. Raffaele Lamezia ha 39 punti, seconda posizione. L'Are Borbone Sabre Palermo 33 punti. Di per Jolly Cinquefrondi, quinta posizione con 26 punti, segue Jam Service Aquila con 24, Sicily Fratelli Anastasi 20 punti, settima posizione, Pamar Volley Siracusa 17 punti, ottava posizione, Costa Dolce Papiro nona posizione 7 punti, la Tonno Callipo Calabria settore giovanile 2 punti, decima posizione. Per il Viagrande ultima chance, Gabriele, di agguantare. Sì. Infatti andiamo a vedere gli incontri di questa giornata. Come vi dicevo, Datterino Volley Letojanni contro le CT Warriors Viagrande e la Borbone Saber Palermo affronta la Raffaele Lamezia, quindi si sta giocando tutto in questa penultima giornata di campionato. La lotta alle prime 2 posizioni, poi la Jolly la stiamo vedendo contro la Aquila e contro la Fiumefreddo. Riposano la Sicily Fratelli Anastasi e la Tonno Callipo.
Paumar Volley Siracusa contro la Jam Service Aquila. Ritorna sulla classifica. Ragioniamo un po', facciamo un po' di fanta, non lo so, prima c'era, eccola, anche scritto piccolo, noi le vediamo piccolo, voi lo vedete grande. 36-38, diciamo che Via Grande oggi deve vincere e Raffaele perdere. Agganciare la Raffaele, sì. E Raffaele deve perdere, aggancia, comunque c'è anche la supera, perché prossima 38-39 Raffaele. Chi? La Raffaele? 39, 39, 36 Via Grande. quindi aggancerebbe. Potrebbe anche entrare in gioco la Re Borbone con i 36 punti. No. Se va a 36... No. Significa che Raffaele deve perdere 2 partite. Non lo so, arriverebbe a 39, ma devono perdere sia sì, la Mezzi vabbè, sia Via Grande all'ultima giornata. E diventa fanta senza zucchero. Beh, io mi ricordo un anno che la Jolly si stava giocando tutto, ha vinto ad Augusta 3-0 e aspettavamo. E c'era il risultato della Tonno Callipo contro le Toianni ai tempi, che stava vincendo Tonno Callipo. La Tonno Callipo perdeva 2-0, ha rimontato 2-2, abbiamo aspettato fino all'ultimo punto, penso che quella partita è finita 15-13 per le Toianni e è passata ai playoff le Toianni. Quindi non si sa mai come vanno a finire le partite. Intanto qui prende il gioco e Murato testa. Quindi parte bene la Jolly 5 Frondi 1-0 per gli ospiti. Quello che avete visto era il replay della scorsa azione. Fabio Remo al servizio. Rimbalza sul nastro, ci arriva testa. Basilico. Va da Calabrese, il recupero della Jolly 5 Frondi. Alzenbacher, Fabio Remo, però viene un po' difficile poi a Emanuele Renzo mandare di là questo pallone. 1 pari. Basilico al servizio. Non ci mette niente testa a rimandare di là questo pallone. Passa in vantaggio la formazione di casa. Basilico al servizio, riceve Fabio Remo, Pugliatti va dietro da Laganà che era lasciato solo, ma pallone out. Era out? Sì. Io l'ho visto in, sai. Sì, sicuro che era 3-1. Da adesso il pallone, il libero lo schiavo a Basilico, il libero lo schiavo che ha sostituito in corso di questa stagione, se non mi sbaglio, il libero Lombardo, che saluto, è andato in Serie A3. Tanto secondo punto per la Jolly 5 Frondi con Laganà. Figlianotti al servizio. Riceve lo schiavo, Basilico in bagger per Calabrese, pallone out. 3 pari. 3 pari. A fil di rete il servizio di Filianotti, schiaccia bene Calabrese, mette giù un gran pallone. 4-3. Mezzo al muro. Ed è proprio Calabrese ad andare al servizio. Emanuele Renzo riceve, proposto per l'attacco, Murato da Cassaniti. Altro break per i padroni di casa. 5-3. Servizio ancora di Calabrese, pallone flottante su Michele Zerbonia che tiene bene. Marco Pugliatti va forte Domenico Laganà per il 5-4.
Marco Pugliatti al servizio per la Jolly, pallone flottante per lui, teso, gioca bene la Papiro, Calabrese, non si fa beffare Emanuele Renzo che ha rispedito di là il pallone a Muro. Poi un po' una partita di ping pong. Sì. Si era tuffato Michele Zerbonia, ma non è bastato. 6-4. Testa al servizio. Riceve Renzo, Pugliatti va da Laganà. Punto Jolly, 6-5. Ha esitato un po' il primo arbitro. Sì, Perché io l'ho ha visto vista fuori. No, forse perché ha visto la rete muoversi e quindi stava aspettando indicazioni del secondo che non sono arrivate, e quindi ha confermato il punto. Emanuele Renzo al servizio sul numero 16 Calabrese. Wow, Muro, monster block, Jolly. murato La Rosa. Bella evasione di La Rosa, ma il muro era ben piazzato di Mimmo Laganà. 6 pari, pareggia tutto la Jolly 5 fronti, non ne ha approfittato la Papiro. Emanuele Renzo al servizio, molto teso, la parata in ricezione di La Rosa, poteva fare meglio, diciamo che era indeciso se andare in bugger, poi all'ultimo secondo ha cambiato sul palleggio e quindi brutta ricezione. 6-7 con il timeout chiesto da mister Frinzi Russo. Sto cercando di ascoltare le indicazioni del mister della Papiro, non riesco a sentire più di tanto. Quindi gioco che può riprendere dopo il timeout. Raccoglie il pallone Emanuele Renzo, pronto al secondo servizio per lui, che si ferma sulla rete. 7 pari. Cercava di nuovo il lungolinea sulla Rosa, trova il nastro. Chi c'è al servizio sotto di noi? Cassaniti. Emanuele Renzo, primo tempo di Pallonetto di Arena, schiacciata di Basilico per l'8-7. Passa in vantaggio la formazione di casa con questa schiacciata di Basilico. Ha provato a recuperare Pugliatti, non è bastato. Ancora Cassaniti su Michele Zermonia. Marco Pugliatti e poi Arena mette giù l'ottavo punto per la Jolly 5 fronti. Ancora una volta Jolly pericolosa al centro, Renato. Si stanno scontando tutte quelle giocate al centro che non hanno fatto durante tutta la stagione. Pasquale Arena al servizio. Intanto appestata Calpesta. di Calabrese. Non siamo stati attenti, non l'abbiamo vista. Quindi ancora Arena al servizio per la Jolly, molto teso. Alza lo schiavo in bugger, senza Muro. La Rosa manda di là ma non trova il campo. Pallone out, break Jolly. 8-10. Altro time out chiesto da coach Frinzi Russo, che chiede: ma che state facendo? Il gesto delle mani di mister Russo.
Il resto anche la Papiro è una squadra giovane. Squadre di nuovo in campo. Arena al servizio, terzo servizio consecutivo per lui. Su Pallone Calabrese. su Calabrese. Duello aereo con Remo che recupera poi. Pallonetto vincente di Mimmo Laganà. Trova lo spiraglio giusto. Sì, Cassaniti scatta in ritardo, indeciso. 8-11 il punteggio. Ancora Pasquale Arena per la Jolly. Basilico va al centro. Pipe di Calabrese messa a segno. Si sblocca la Papiro. 9-11. Con la Rosa al servizio. Chiama formazione. Mimmo Laganà. Evitando di sprecare un time out. Indicazioni di Fabio Remo a Filianoti. Adesso Fabio Remo che chiacchiera con mister Giglietta. Lo Schiavo consegna adesso il pallone a La Rosa. Spin di La Rosa, tiene Emanuele Renzo. Pugliatti prova a sistemare il pallone, ha saltato il capitano del Papiro Casella. Palla e carambola sulla testa di Marco Pugliatti. Sì, rispedendo sulla spalla di Marco Pugliatti il pallone. Quindi si riporta a -1 la Costa Dolci Papiro. A servizio ancora con la spin di La Rosa. Buona. Riceve Emanuele Renzo, Marco Pugliatti, va da Fabio Remo, pallonetto per lui, finisce out. 11 pari. Sempre La Rosa al servizio, sempre buona la sua spin, sempre buona la ricezione di Renzo. Laganà tocca il muro avversario, La Rosa tiene in gioco, Cassaniti schiaccia forte, tiene in gioco Pugliatti, poi Laganà con il muro a 3, tocca il muro, e qua salta Basilico, ma poi non trova il pallone, quindi si riporta a +1 la Jolly 5 Frondi, 11-12. Domenico Laganà al servizio. Si aiuta con il nastro, poi pallone che rimbalza e va fuori. 12 pari. Casella al servizio. Renzo un po' difettosa la sua ricezione, salta Basilico, schiaccia e mette a segno il 13° punto per la Papiro, secondo punto per Basilico, tutti e due su delle belle schiacciate. L'alzatore del Papiro. Il servizio del numero 8 Casella. Fabio Remo, murato, va a +2 la Papiro, break per loro,
14-12. Ancora insiste la Jolly dal lato di Fabio Remo, la copertura di Zerbonia, ancora Fabio Remo, vediamo se c'è il tocco, sì, la palla è anche in, quindi si sblocca la Jolly. 14-13. Al servizio Fabio Remo per la Jolly, riceve Calabrese, Basilicò, la copertura di Lo Schiavo che ha rimandato anche il pallone di là, alza questo pallone a scavalcare il muro avversario Emanuele Renzo, ma non trova il campo avversario, quindi di nuovo break per la formazione siciliana, più 2, 15-13. Basilicò su Zerbonia, Pugliazzi prova a rimandare di là, legge bene Calabrese, non fa passare il setter della Jolly 5 Frondi, più 3 per i siciliani. Chiama time out mister Franco Giglietta, già 3 time out chiesti in questo set, 2 da parte della Papiro, 1 da parte della Jolly 5 Frondi. Squadre di nuovo in campo dopo il timeout chiesto dalla Jolly 5 Frondi. Basilicò al servizio, riceve Renzo, Pugliatti va da Domenico Laganà che chiude la diagonale e fa 14 per la Jolly 5 Frondi. È pronto Filianotti al servizio. Riceve Calabrese, sistema ad una mano Basilicò, poi Calabrese schiaccia sulla testa del muro di Renzo, pallone poi out e 17-14. Si vanno a sentire i tifosi di casa. Calabrese su Emanuele Renzo, Pugliatti va da Domenico Laganà, muro scomposto, ne approfitta all'opposto della Jolly 5 Frondi per mettere a segno il 15° punto. Marco Pugliatti al servizio per la Jolly. Proprio Marco è stato bravo in questa alzata a smarcare gli avversari. Su Calabrese. Pallone su Calabrese, duello aereo, Arena rimanda di là, Calabrese schiaccia questo pallone, Pugliatti va ancora da Domenico Laganà e ancora lui mette a segno il punto per la Jolly 5 Frondi, 17-16. Servizio Marco Pugliatti,
Calabrese riceve, alza lo schiavo in bagger per Cassaniti, pallone basso, recupera la Canà e Fabio Remo, free ball per Papiro. Cassaniti schiaccia, trova le mani del muro avversario, poi risponde la Jolly con la Canà che ottiene il money out da terra. Si sposta Fabio Remo per non colpire il pallone. 17 pari. Riceve Calabrese, Basilico da La Rosa, Pugliatti va da Laganà, lungo linea, pallone che torna da Mimmo Laganà e ottiene il money out. 17-18. Uso un termine da videogiocatore. Laganà in questo momento sta carriando la squadra. Pugliatti al servizio, riceve Calabrese, deve correre e alzare in bagger Basilico. La Rosa senza muro, tiene in gioco Fabio Remo, Emanuele Renzo, poi lo schiavo non arriva su questo pallone. 19esimo punto per la Jolly Cinquefrondi, break per i cinquefrondesi. Ha tentato il recupero in extremis con il piede La Rosa, non è bastato. Chiama formazione il capitano in campo, Testa. I due centrali sono i capitani del Papiro. Pugliatti, flottante su Calabrese, Cassaniti, schiaccia questo pallone e l'ha tenuta in gioco Fabio Remo, tocca Cassaniti, mentre metteva via le mani, sbuccia il pallone e la Jolly Cinquefrondi che va a +3. Marco Pugliatti al servizio, rimbalza sul nastro, copertura di Cassaniti, pallonetto di testa murato da Arena. Calabrese Alzenbacher per La Rosa, forte la sua schiacciata, tiene Fabio Remo e poi Domenico Laganà, diagonale che termina out, l'abbiamo visto. Angolata questa diagonale. Eccola là, casca poco dopo la linea. Questo pallone molto veloce di Laganà in diagonale. 18-20. Testa al servizio, Pugliatti alza per Laganà, recupero della Papiro, La Rosa, mani out di La Rosa, si fa sotto di nuovo la Papiro. 19-20. E invece adesso è La Rosa che sta carriando la Papiro. Ottime le sue schiacciate. Oh, così la ricezione di Michele Zerbonia. 20 pari. È andato a colpo sicuro Michele, convinto di ricevere bene questo pallone, e invece infatti mister Franco Giglietta lo corregge. E quindi ancora Testa al servizio. Molto teso, recupera Fabio Remo, Laganà chiamato in causa, tiene in gioco Testa, Cassaniti, Pugliatti, Arena alza per Emanuele Renzo, sbuccia le mani del muro avversario, si tuffa Basilico, La Rosa a pallonetto, c'è la copertura di Fabio Remo, Pugliatti, va da Mimmo Laganà che schiaccia forte sempre e passa di nuovo in vantaggio la Jolly Cinquefrondi. 20-21. Emanuele Renzo ora al servizio.
sulla Rosa, e la Rosa alla schiacciata. Op. Bravo Fabio Remo a mandare di là, buona lettura della Papiro, schiaccia forte Cassaniti, recupera Zerbonia e rimanda di là Arena, altra free ball per la Papiro, Cassaniti schiaccia ancora forte, si tuffa Zerbonia ma non basta. 21-21. Grande Michele Zerbonia che in pratica era sulla panchina a salvare questo pallone. Cassaniti riceve Renzo, chiamato in causa Domenico Laganà, che è una garanzia con la sua diagonale, ottiene il 22esimo punto. E c'è il cambio. Sì, solito cambio al servizio. Arena. Esce Arena, entra Federico Filianoti, cambio del centrale al servizio per lo schiacciatore Filianoti. Su Calabrese, la Rosa non ce la fa, troppo lunga per la Rosa. Purtroppo Fiumefreddo si perde in queste piccolezze, palloni un po' gestibili meglio. Filianoti al servizio, forte la schiacciata di Cassaniti che ottiene il 22esimo punto. Si chiude il cambio, esce Federico Filianoti, entra Arena che poi lascia spazio al libero Zerbonia. C'era un po' di confusione, ma allo svincolo c'era un po' di... all'uscita. Allo svincolo. Tanto la Rosa al servizio. Occhio alla sua spin. Buona. Mette il braccio Emanuele Renzo, manda un po' in contrattempo Michele Zerbonia. 23 pari. Era in zona di conflitto questo pallone di La Rosa. Chiama time out mister Franco Giglietta. E si fanno sentire i tifosi di casa. Siamo venuti più volte in questa palestra, Renato, e ogni volta che facciamo una diretta siamo sempre in punti diversi. Un anno eravamo nella tribuna di là, l'altra volta lassù. Poi 2 anni di fila l'abbiamo fatta nell'angolo in alto a sinistra da questa tribuna. Quest'anno invece siamo nell'angolo destro, in basso a destra. Un anno all'interno della zona della palestrina. Eravamo in palestrina. Diciamo che è un po' scomoda questa palestra per piazzare telecamere. Rosa pronto con la sua spin su Fabio Remo, tiene bene Pugliatti, va al centro da Filianoti, tiene Cassaniti e poi alto il pallone, recupera però Pugliatti e si ferma sulla rete. Il tentativo di diagonale di Lagana, 24 per Papiro che si porta al set point, 1 a disposizione. Con la spin di La Rosa. E sentite il pubblico di casa come si riscalda. Forte la sua spin, ace che chiude il set, 25-23. Quanti punti ha fatto la Rosa in questo set? Quanti punti la Rosa? L'ho detto, ha carriato la squadra, permettetemi questo termine che si usa in ambito gaming, no? Ha carriato la squadra, ha trascinato. Carriare col car. You can carry me, ok?
1-1. Se fosse stato il calcio, palla al centro, in questo caso nella pallavolo 1-1, palla al fondo. Tutto da rifare per la Jolly Cinquefrondi, che aveva vinto il primo set 22-25. Ha risposto una buona Papiro 25-22. Vediamo i risultati della scorsa giornata di campionato, invece non li avevamo visti. Siamo concentrati di più sulla classifica e sugli impegni di giornata, con la Tonno Callipo che ha perso 3-0 in casa contro Datterino Vollere Toianni. Costa Dolci Papiro Catania ha vinto 3-1 il derby contro la Jam Service Aquila Catania. Ha riposato LCT Warriors Via Grande. Raffaele Lamezia ha vinto 3-0 contro la Sisili Fratelli Anastasi. La Gioli Cinquefrondi l'abbiamo seguita in diretta, ha vinto 3-0 contro la Paumar Volley Siracusa. Ha riposato la Re Borbone Saber Palermo. Primo set settimana scorsa per la Jolly Cinquefrondi, molto lungo, Renato. 32-30 il primo set, dopodiché è stato, diciamo, il KO per la Paumar Volley Siracusa, che ha mollato. Secondo set, se non mi sbaglio, 25-15 e terzo set 25-18, una cosa così. Mentre vi ricordo, come sempre, di passare dai nostri social, Facebook, Instagram, edicola di Pinuccio. Potete scansionare il QR code che vedete in basso a sinistra. Iscrivetevi anche al canale YouTube, attivate le campanelline, la campanellina per ricevere le notifiche dei video. Squadre di nuovo in campo, riconfermato il 6 del secondo set per la Papiro, quindi non parte Genovese, ma riconfermati ad attaccare Calabrese, La Rosa, Cassaniti. Tanto al numero 8 Testa Casella. e Casella sono i centrali. E ovviamente in cabina di regia c'è Basilico. È out questo primo attacco della Jolly, con Lagana che non... Rivediamo il replay di questa palla out. Lagana non trova il campo. Quindi ancora Casella, capitano, al servizio su Michele Zerbonia. Alza Remo in Bagher. Mimmo Lagana sul muro avversario, si autocopre. Lungolinea non trovato da Emanuele Renzo, palla che termina out. 2-0, break Papiro. Si infiamma la palestra di Fiumefreddo. Penso che li state sentendo anche voi in sottofondo. Ancora Casella al servizio. Out. Sbaglia completamente traiettoria il centrale della Papiro. 2-1. Si sblocca la Jolly, che adesso è al servizio in +1 con Marco Pugliatti. Oh, rimbalza sul nastro. 3-1 per i Pugliatti catanesi. fermato dal nastro. Basilico dalla parte opposta al servizio, +1 anche per la Papiro su Emanuele Renzo. Tenta il pallonetto, buono il tuffo di Basilico, rimanda di là. free ball per la Jolly, vediamo.
Sì, tenta il pallonetto Domenico Laganà. È diventata una palla spinta sulle mani del muro che ringrazia e rimanda a casa. 4-1 più 3 per i padroni di casa, spinti dal proprio pubblico. Riceve Emanuele Renzo, Pugliatti va dietro proprio da Renzo, il muro, si tuffa Arena e si tuffa anche Renzo, ma non basta. Quinto punto, Jolly in blackout in questa fase, forse sta soffrendo anche un po' l'ambiente che si è completamente riscaldato. Si deve asciugare il campo. Time out. Sì, avevo segnato time out, ho visto che rientravano in campo, ho cancellato, ora riscrivo time Invece out. adesso time out. Papiro che è una società che punta molto sui giovani. Ha anche un bel settore giovanile che sono anche qui a fare il tifo. Sono tutti ragazzi e ragazzini. Servizio out di Basilico, secondo punto per i calabresi. Renzo al servizio, pallone flottante per lui. Non sappiamo. Eh sì. Sulla rete, altro errore al servizio per la Jolly 5 Frondi. 6-2. Si incomincia a far sentire la digestione. Probabilmente ha mangiato pesante, quindi è tutto. Non riescono più a mandare i palloni di là. Il servizio di Calabrese, Pugliatti va al centro d'Arena, recupera la Papiro e un'alzata che poi finisce con una free ball di La Rosa. Laganà e non riesce ad alzare questo pallone Emanuele Renzo. Rivediamo il replay. 7 per la Papiro, 2 per la Jolly 5 Frondi, completamente in blackout. Del resto Jolly che non ha nemmeno alternative in panchina per dare un po' di riposo ai suoi giocatori. Pallone su Emanuele Renzo, Pugliatti va da Fabio Remo che ottiene il money out. 7-3. No, non era Emanuele Renzo, ma era Fabio. Fabio. Cosa c'è Fabio? Che non ci ho sentito bene. A schiacciare era Fabio, non Emanuele Renzo. Sì. Fabio Remo. Arena al servizio, lunghissima. Out. Se prima la Jolly non riusciva a mandare il servizio di là, adesso l'ha mandato completamente di là. 8-3. Testa al servizio. Testa al servizio. Renzo riceve. Filianotti al centro. Buca. 8-4. Ottimo primo tempo della Jolly 5 Frondi che, ripetiamo, dall'inizio di questa partita che sta giocando spesso al centro, difficilmente murati i centrali. Laganà al servizio. Spin per lui, tiene lo schiavo. Filianotti. C'è stata l'invasione di Basilico. Rivediamo il replay. 8-5. Si è vista proprio borderline. Quindi ancora Laganà al servizio. Si aiuta col nastro. C'è la copertura di Calabrese. Ottiene il money out Cassaniti. 9-5.
Papiro che sta schiacciando davvero bene con La Rosa, Cassaneti e Calabrese. Cassaneti al servizio, riceve Michele Zerbonia, Pugliatti va da Remo, scavalca il muro avversario, in pipe questo pallone, alza Zerbonia, ma è una doppia. 10-5. Cassaneti al servizio su Riceve Michele Zerbonia, Pugliatti va da Laganà, tiene in gioco Cassaniti, Filianoti, Pugliatti al centro da Filianoti, il pallone era basso, era troppo basso. Francesco Filianoti ha dovuto colpire così. 11-5. E questa è la formazione, non c'è modo di... non ci sono cambi. Non abbiamo... tanti errori della Jolly e una Papiro completamente trasformata, molto cinica. Riceve Emanuele Renzo, Pugliatti va al centro da questa Filianoti, volta troppo che non trova alta il pallone né con il destro né con il sinistro. Vedi, adesso molto ma molto imprecisa la Jolly Cinquefronti. nel pallone Marco. 12-5. Chiama time out mister Franco Giglietta. Jolly che in panchina ha un indisponibile Massimiliano Lopetrone, Non Marco c'è Cappello, Domenico. Massimo Belcastro e basta. Non abbiamo neanche il secondo alzatore, Domenico. Sì. Laurendi. Il mister Giglietta aveva convocato me, ma gli ho detto purtroppo non posso, o faccio la diretta o gioco con voi, giusto. e quindi ho scelto di fare la diretta. Largo vantaggio della Papiro, che a partire dai 20 punti del secondo set si è completamente trasformata. Emanuele Renzo riceve. Stavolta si trova Pugliatti con Filianoti, ma c'è la buona difesa. Out poi il colpo di Cassaniti. 12-6, si sblocca la Jolly. Fabio Remo pronto al servizio. Ah giusto, c'è anche Federico Filianoti in panchina. Calabrese, primo tempo Murato, primo tempo del numero 8 Casella. Teso sulla Rosa, e la Rosa, tocco del muro, è in campo. C'è il tocco, anche in il pallone. 13-7. La Rosa al servizio con le spin. Sì. Sulle braccia del bugger di Renzo, che trova con il mancino il pallonetto Filianoti. Pugliatti ancora da Renzo, out. Mamma mia, aeroplanino. Fatto partire un siluro Emanuele Renzo. 14-7. E non ha chiuso la rotazione del braccio Renzo in questa schiacciata. La Rosa al servizio. Ancora spin per lui. Fortissima, tiene Fabio Remo. Pugliatti va ancora da Renzo. Non c'è nessuno il lì. muro di Casella. Trova la casella giusta. Giusto Renato? Giusto. Perché non c'era nessuno lì. Era una casella bianca. Cambio per la Jolly, è uscito Emanuele Renzo, è entrato Federico Filianoti. Filianoti Bros in campo. La Rosa ancora al servizio, quarto consecutivo.
terzo quarto. Spin, buona, tiene la Jolly, la Ganà, free ball quasi, e la schiacciata fortissima di Calabrese che fa male ai calabresi. 15, 16 per la Papiro, 7 per la Jolly 5 Frondi. Stiamo vedendo una super Papiro molto cinica, ma la Jolly che sta facendo tanti errori sotto pressione. La squadra di mister Franco Giglietta, la rosa ancora al servizio. Oh, questo è l'aeroplanino. Stava per arrivare da noi questa palla. 16-8. Anche lui non ha chiuso bene la rotazione. Francesco Figlianotti al servizio. Oh, altro errore al servizio per la Jolly. 17-8. Francesco che manca dagli allenamenti da 15 giorni. Sì. Numero 5 Gabriele, non ce l'ho. Spina al servizio. Doppio palleggiatore in campo per la Papiro. Pallone che rimbalza sul nastro e quindi free ball. La chiama Testa. Il pallonetto si tuffa Arena. Pugliatti va da Domenico Laganà che ottiene il mani e out. 17-9. Si chiude il cambio, esce Spina, rientra Casella che poi lascia spazio al libero lo Schiavo. Spina che è il secondo alzatore della Papiro. Pugliatti al servizio. Così la ricezione, riesce a recuperare però la Papiro. Pugliatti difende, il bugger di Zerbonia per Domenico Laganà, non riesce a recuperare questa palla la Papiro, si porta in doppia cifra la squadra di mister Franco Giglietta. Marco Pugliatti al servizio, riceve lo Schiavo, l'attacco centrale di Testa. Ci mette le mani Arena. Palla si impenna, passa sopra Michele Zerbonia. 18-10 con Basilico al servizio. Zerbonia riceve, Pugliatti alza per Federico mani out di Federico Figlianotti. 18-11, appena andato a schiacciare Federico Figlianotti, trova il money out al posto 2. Out il servizio. 19-11, tanti errori al servizio per la Jolly in questo set. Calabrese al servizio. Zerbonia riceve, Laganà chiamata in causa, non c'è il tocco del muro. 20 per la Papiro, 11 per la Jolly 5 Frondi, completamente spenta in questo set. Aveva solo la diagonale Laganà. Sì. Palla troppo vicina all'asta. Molto compatto il muro della Papiro, Se nel primo e in metà secondo set l'abbiamo visto un po' scomposto, adesso molto compatto. Bravo Fabio Lino con un'ottima diagonale, forte, veloce, ad ottenere il 12° punto. Apprezziamo il replay. Scuola Arena al servizio, un po' difettosa la ricezione della Papiro e nel recupero la palla va completamente fuori. 20-13. era Pasquale Arena al servizio.
attesa la battuta di Pasquale Arena. Wow! Alzata ad una mano di Basilicò per il suo centrale. Wow! Bellissima giocata Per il 21-13. trattenuta. Era trattenuta? E beh, l'ha presa proprio. Sì, sì. No, non stavo guardando, che stavo correggendo il risultato. Testa al servizio. Federico Filianoti riceve, Pugliatti va da Fabio Remo. Fabio Lino. Bella, veloce questa Sì. questa quick, si chiama quick perché quick vuol dire veloce. Veloce. Non lo so, sarà Fast. una fast allora, sì. No, non entriamo nei termini tecnici perché qualcuno ci lincia poi. Sì. Diciamo che era un'alzata tesa. Buona la ricezione della Papiro, muro della Jolly, ottimo recupero della Papiro e free ball. Filianoti, Pugliatti va da Fabio Remo, tocca il muro, Filianoti alza in bugger per Laganà, recupero della Papiro, il mani out ottenuto da Cassaniti. Sta giocando davvero davvero molto bene la Papiro volley. 23-14. Vedi, quello che non facevano nel primo e in metà secondo set lo stanno facendo adesso, delle buone ricezioni, perché comunque è una jolly in palla. le ha sofferte. Cioè nel pallone più che in palla. E poi un grande muro, la parata di Zarbonia, Fabio Remo sbuccia le mani del muro avversario, Basilicò dall'altra parte, dalla rosa, Pugliatti alza per Laganà, schiaccia forte e palla in tribuna. Guarda. Ha tentato il salto in alto lo schiavo, ha tentato di scavalcare la tribuna, ad apprezzare anche questo. 23-15, sta correndo la Papiro. Remo al servizio. Sta graffiando ogni palla la formazione siciliana. Traiettoria insidiosa, infatti slash in ricezione. Lo schiavo stava per prendere questo pallone, ma c'era il muro della palestra ad ostacolarlo, perché comunque c'era arrivato di con piedi, il piede. 23-16. Remo ha battuto per la Jolly, lungo linea vincente. Set point nelle mani di La Rosa con la sua spin. Ha fatto male nella precedente rotazione, 5 battute consecutive per lui. Bravo Zerbonia. E c'è invasione aerea di Marco Pugliatti. Chiude il terzo set la Costa Dolci Papiro. Catania si porta avanti 2-1. Che succede? Ha fischiato l'arbitro. Ok, il cambio deve avvenire dall'altro lato del campo, giustamente. Per evitare che i giocatori in campo si interfaccino tra di loro. Comunque Costa Dolci Papiro, Catania avanti 2-1. Sicuramente in un momento top in queste ultime 2 giornate la Costa Dolci Papiro, invece fuori forma la Jolly Cinquefrondi, con molti acciacchi in squadra. Il secondo arbitro è andato ad accertarsi che il giocatore in panchina, Max Lovetrone, fosse un giocatore, perché l'ha visto con la felpa
Dice, ma tu sei un giocatore o cosa ci fai qua in panchina? E gli ha fatto vedere la divisa. Non se n'era accorta fino ad adesso. C'era un po' di polvere. Jolly che dovrà accontentarsi dei 2 punti se vuole portare a casa una vittoria per chiudere la sua ultima trasferta di questa stagione con una vittoria. Squadre di nuovo in campo alla palestra comunale di Fiumefreddo di Sicilia, provincia di Catania. Non è la luce quella là del... È la luce quella là del... confermate le 2 formazioni. Papiro in campo con Cassaniti, La Rosa, Testa, Calabrese, lo schiavo Basilicò e l'altro centrale è Casella. Parte la Jolly al servizio con Marco Pugliatti. La Rosa riceve, Basilicò va da Cassaniti, pallone che rimbalza sulla rete. Pugliatti va da Fabio Remo, trova lo spiraglio giusto, l'ottimo recupero di La Rosa. Cassaniti schiaccia tutto braccio sulle mani del muro avversario, recupera Pugliatti e Mimmo Laganà dà un colpetto alla palla, ma non basta per passare nell'altro campo. Errore non da lui, 1-0 per la Costa Dolci Papiro. Basilicò al servizio, riceve Zerbonia, Pugliatti, Laganà, scavalca il muro avversario, l'ottimo recupero di Basilicò, Cassaniti che schiaccia sulla rete e poi palla che finisce out, 1 pari. Fabio Remo al servizio su Calabrese, e Calabrese che va alla schiacciata, palla nell'angolino. Riceve Zerbonia per la Jolly, Pugliatti va dietro da Lagana che si rifà subito ed è da tanto che non trova una buona diagonale, 2 pari. Arena al servizio, le ultime indicazioni di mister Giglietta su Calabrese, Basilicò al centro verso Testa, però colpisce troppo forte il pallone, Troppo dritto. palla out, 2-3. Arena, palla che si ferma sulla rete, 3 pari. Altro errore al servizio per la Jolly. Testa al Casella. servizio. Riceveremo. Testa era. Federico Filianotti mette a segno il 4º punto.
Ecco, l'unico cambio nelle formazioni è stato proprio questo, con Filianoti al posto di Renzo per la Jolly. Lagana al servizio. Bello, ottimo il recupero del Papiro. Cassaniti rimanda di là, free ball. Zerbonia, Pugliatti da Lagana. Palla in, molto deciso il primo arbitro Renato. Sì. Ha tirato un braccio e adesso dice dai, l'ho visto, era nettamente in. Break Jolly. Forte la battuta spin di Lagana, palla in poi di Casella. Becca la 4-5. Casella. Trova la Casella. Dietro Michele Zerbonia lascia sfilare, cade in campo con al servizio Cassaniti e si ferma sul nastro. Errore al servizio, una novità per la Papiro. Non se ne erano visti, 4-6, altro break. Jolly 4-6, giusto? Sì, 4-6. Ok, ora c'è Calabrese, Basilico, va Bello. dalla Rosa. Con un ottimo gesto tecnico ottiene il quinto punto. Questo ragazzino Bella. numero 17 che ora va alla battuta. Muro la molto Rosa, scomposto della Jolly. ma era già una bella preparazione del colpo. E ora la sua spin. Bene Zerbonia. Bravo. Pallonetto vincente. Di esperienza di Fabiolino Remo. 5-7. Rientra Pasquale Arena. No, è rientrato Filianoti, giusto? Out. Sì. Si è mossa un Parecchio la rete, chi l'ha toccata? Filianoti sulla rete. Oh. Altro errore al servizio per la Jolly, 6-8. Casella al servizio che ho chiamato prima. Riceve Michele Zerbonia, Zenbacher, Remo per Lagana. Poi pallone che finisce sul seggiolo dell'arbitro dopo una serie di rimpalli. Nono punto per la Jolly 5 fronti. Marco Pugliatti al servizio. Out. Lunghissima. Più uno per tanti errori al servizio per la Jolly. Basilico al servizio per la Papiro. Su Zerbonia. Op. Arena all'ultimo secondo riesce a mandare di là questo pallone. Buona la copertura a fondo campo di Filianoti. Lagana, muro a 3. Con un pugno Cassaniti riesce a rigiocare il pallone e Cassaniti chiude questa azione. 8-9. Non si ricongiunge il muro. Arena non si avvicina a Lagana e la palla passa in mezzo. Basilico sempre al servizio. Nastro. Pallone che rimbalza sul nastro. Arena recupera. Fabio Remo chiamato in Fabio causa, cerca. costretto ad alzare questo pallone. E chiamano il tocco. Chiedono il tocco. Jolly, netto.
Ho mandato tardi il replay però. Ma Fabio Remo era convintissimo del tocco. 9 pari. Ci vorrebbe una zoomata. Ma non l'ho mandato in tempo perché ero concentrato a guardare la protesta. E non ho mandato il replay. Zerbonia riceve sulla battuta di Basilicò. Lagana tiene in gioco lo schiavo, salta, si coordina e schiaccia benissimo. Arena è salito su, 9-10. È una schiacciata arrabbiata. Infatti, se facesse tutti gli attacchi così, dovrebbe mangiare più pennette all'arrabbiato. Fabio Remo intanto al servizio. Muro Jolly e 2 punti consecutivi di Pasquale Arena. Danno morale. 9-11 break Jolly con Remo al servizio. Lo schiavo riesce a giocarla, la Papiro out, poi il tocco di Cassaniti. Time out intanto. Sì, ci sta. Adesso sono quanti punti di fila della Jolly? 9 pari, 10, 11, 12. Cosa succede? Non lo so, comunque molto espressivo quest'arbitro che si guarda intorno, l'acqua. ogni tanto dialoga anche con qualcuno in tribuna. Forse conosce un po' tutti nell'ambiente quest'arbitro, non lo conoscono. Nove e 12, squadre di nuovo in campo. Fabio Remo al servizio. Su Calabrese. Non ci arriva a testa. È una novità anche questa, con i giocatori della Papiro che non si riescono a trovare in questa occasione. 9-13. A fil di rete Fabio Remo, slash in ricezione di Calabrese. 9-14, ace sporco per Fabio Remo. Altro time out come nel primo, forse secondo set. 2 ravvicinati per la Papiro. Terzo set sono stati 2 ravvicinati della Papiro. Yes. E da lì poi la svolta del set. Quindi di nuovo raccolta le due squadre. Coach Frinzi Russo da una parte, coach Franco Giglietta dall'altra. Sempre Fabio Remo al servizio. Sullo schiavo. Oh, pallone che rimbalza tra Marco Pugliatti e Fabio Remo. Caviglia e Caviglia. Ha fatto flipper. Sì. Flipper impazzito. 10-14. Citazione di Calabrese al servizio. Piccinini. Calabrese riceve Zerbonia, Pugliatti va dietro dalla Canà, praticamente senza muro, l'ottimo recupero di Cassaniti e rimanda di là la Papiro, free ball Jolly, Pugliatti ancora da Domenico che questa volta angola molto, cade nei 3 metri, penso,
visto Opla. che la linea dei 3 metri non la vedo, che c'è la ringhiera. Più di una linea. Aspetta che mi alzo, va. Arena al servizio, che stavolta la palla va di là. Calabrese riceve, primo tempo. Attacco centrale. Vediamo se c'è anche per noi. Oh! Ha rischiato di farsi male Fabio Remo, Fabio. che in corsa ha sbattuto sul muro. Numero 9 Testa. Remo riceve, Pugliatti va ancora dalla Ganà, cerca e trova ancora la diagonale. Basilico non è riuscito a tenere in gioco. 11-16. Adesso sembra un'altra Papiro in campo, ma una Jolly molto più cinica rispetto a prima, a parte qualche errore al servizio. La Ganà al servizio. Spin per lui. Tiene lo schiavo. La Rosa, Murato. Copertura di Laganà, Pugliatti, pipe di Pipe, Fabio Remo, pallonetto, poi Federico Figlianoti. Sentilo come urla Renato, stavolta Fabio. l'urlo è stato suo. Fabio Remo. Ormai l'URL di Laganà, www.laganà.it non c'è più. 11-17 il punteggio. Laganà al servizio. Spin. Sullo schiavo che tiene bene. Basilicò va in pipe, la Calabrese. Sbatte con mister Arlotta. Federico Ma ha fatto in Figlianoti. tempo a spostarsi. Sì. Cassanita al servizio, jump float per lui su Fabio Remo. Bravo, ottima giocata di Marco Pugliatti. 18 per la Jolly, 12 per la Costa Dolci Papiro. Jolly con in battuta Federico Figlianoti. Così la ricezione Calabrese, pardon, Basilicò rimanda di là. Poi la Ganà, c'è il tocco del muro del Fiume Freddo. Quindi 19 per la Jolly, 12 per la Costa Dolci Papiro. Si divertono i tifosi di casa? Out, intanto Cassaniti senza muro, frettoloso qui, poteva fare meglio. Sì, poteva. Difficoltà di ricezione del Papiro hanno portato Basilicò a alzare male. La Rosa recupera Zerbonia il muro di Figlianoti, ma il fallo è suo, che tocca la rete. Sì. Grande tuffo comunque da sottolineare di Zerbonia. Bene, gli serve questa partita. Yeah. E la Rosa al servizio. Out. È out. Pallone su Calabrese, si propone anche per l'attacco, la copertura a fondo campo, ottima di Federico Figlianoti, poi ci vai tu, ci vado io, non ci è andato nessuno dei due. Ha lasciato Remo e Marco Pugliatti. Ha lasciato Remo, stava arrivando Pugliatti. Ottimo il ma recupero di non sarebbe Figlianoti. riuscito comunque Pugliatti a arrivare. Al servizio il numero 8 Casella.
Pallone alto su Zerbonia, Pugliatti, va da Fabio Remo. Il E fallo c'è del muro. invasione della Papiro. Sì, si portano giù la rete. 14-22. Pugliatti al servizio. La rosa calabrese, lo schiavo in ricezione con È tornato Calabrese. alla spin. Pallonetto recuperato dalla Jolly, ottima la copertura di Arena. Poi la diagonale di Laganà. Pallone recuperato da Basilico e rimanda di là la rosa. Zerbonia, Pugliatti, Arena, pallonetto, recupero della Papiro. L'alzata di La Rosa, muro Jolly. Murato anche Basilico. Schiaccia forte Calabrese, tiene in gioco la Jolly. Fabio Remo, muro, lungo scambio tra le due squadre. Poi Calabrese ancora senza muro, l'ottima copertura a fondo campo di Filianotti. Mimmo Laganà E chiude questo scambio azione. lungo, bello. Applausi. 14-23, bella azione, ne abbiamo viste di tutti i colori. Ottime schiacciate da una parte e dall'altra. Cambio di palleggiatore, uno stanco Basilico. Sì. Lascia Entra il numero spazio 5, a Spina. Prende un po' di fiato Basilico Renato. Guarda. Sì, lo vedete in basso a destra, l'ultima sedia. Il debito d'ossigeno in questo momento. La più vicina sedia, non l'ultima, la più vicina. Pugliatti al servizio. Su lungo linea di Marco Pugliatti, finisce out. 23-15 per la Jolly. Non era un lungo linea, ma era un lungo linea. Al servizio c'è Spina, tesa. Pugliatti va Fabio dietro, Remo sfrutta mani le mani di numero 16 Calabrese per un mani out e portarsi così sul set point. Pallone che ha toccato il muro della palestra dopo il muro del due muri. Papiro. Era mura 1 però con due muri. Fabio Remo al servizio, Spina rincorre la palla ed è out. Il bugger si chiude a 25, si va al quinto set. Forse la Jolly è la squadra con più quinti set in questo campionato. L'arbitro scende, va a fare il sorteggio.
Hanno fatto scherza un po', no? Anche l'arbitro che ha ricevuto un applauso da parte dei tifosi. Grande arbitro, che stava prendendo posto sul seggiolone e lui ha sorriso. Bello, è bello quando si creano queste situazioni. Rientra in campo Basilico, reintegrato, era in debito d'ossigeno dopo il lungo scambio che c'è stato a fine quarto set. Al servizio calabrese. È tutto, quasi tutto pronto. Riceve Michele Zerbonia per la Jolly, poi attiva il centro da Pasquale Arena, trova la linea. Sì, angola parecchio, una schiacciata in torsione. Fabio Rema al servizio sullo schiavo. Cassaniti Passa, trova il buco nel muro avversario, uno pari. Casella al servizio per la Papiro. Su Filianoti, Laganà, angolino, diagonale di Laganà all'incrocio. Arena tira a lungo, due pari. Chi va al servizio? Cassaniti al servizio su Filianoti, e Filianoti schiaccia. Bravo. E scuccia la palla allo schiavo per il 2-3. Domenico Laganà ora al servizio. Calabrese, primo tempo. Oh! Stop di petto di Fabio Remo. Per il 3 pari con la Rosa al servizio. Su Filianoti ci arriva Pugliatti, poi Domenico Laganà con il muro a 3 piazzato, ha toccato le mani del muro avversario, il pallonetto si tuffa Remo, ottimo recupero della Jolly, 5 fronti, ha schiacciato forte Marco Pugliatti, poi pallone che carambola su Francesco Filianoti. Alzata del centrale, schiacciata il palleggiatore. È vero, il multiverso è un La Rosa sempre al un concetto servizio. di cui sappiamo spaventosamente poco. Sulle mani del muro avversario Laganà, la Jolly con Filianoti, ancora Jolly, Pugliatti, pallonetto di Laganà, Basilico Non riesce ad schiavo, attaccare. Cassaniti, cerca... pallonetto, si tuffa Zerbonia e Filianoti se aiuta con ribalza sul nastro. Fortunoso questo punto della Jolly dopo uno scambio lungo, confuso. 4 pari, sicuramente ci stiamo divertendo in questa partita. Federico Filianoti al servizio per la Jolly. Su
Calabrese. Laganà. È out. Lasciano sfilare. Testa ora al servizio. Filianoti riceve Pugliatti, rimanda di là, bravo Cassaniti. Laganà chiamato in causa, ancora Cassaniti per difendere la Papiro. Free ball, riprende posizione Basilico. Pugliatti va dietro da Laganà. Senza muro. Li Andato a toglie schiacciare. la Rosa, ha Laganà. tolto dalle mani questo pallone a Cassaniti. Vedi? Nel replay si è visto, infatti era rimasto in posizione Cassaniti. 5 pari, a punto le due squadre. Sulla Rosa. Muro Jolly. Muro di Pasquale Arena su Calabrese. Non ha dovuto sforzarsi più di tanto su questa palla Pasquale Arena. Calabrese poteva fare meglio, ha semplicemente appoggiato il pallone. I fischi della palestra comunale di Fiumefreddo per Filianoti. Francesco. Calabrese, Muro Jolly. Free ball, guarda dove la mette Calabrese, costretto al tuffo Laganà. Ed è out, non c'è tocco. Non c'è il tocco. 6 pari. No. Basilico +1 per la Papiro. Basilico al servizio. Su Filianoti. Bravo Marco Rimanda Pugliatti. dall'altra parte Pugliatti. Forse poteva fare qualcosa in più la Papiro qua, perché comunque era leggibile questa situazione. Non ha saltato, chi era lì al centro? Non so se era Basilico. Pugliatti al servizio. Sullo schiavo. Calabrese in schiacciata, Muro. Accompagnata la palla. Era riuscito a recuperare con un piede Calabrese. Break 6-8, cambio. Break Jolly con cambio di campo. Le indicazioni di Mister Giglietta, lo vedete, appaveremo. Tutto pronto, Pugliatti al servizio dopo il cambio di campo. Sulla Rosa, attenzione che riparta, guarda che recupero che ha fatto. Bravo. Attenzione che c'è una palla che finiva a fondo campo. Ecco. Non sono 4? No. Sì, a me sembravano 4. Tocca il muro della Jolly, Filianoti Federico a difendere. Troppo vicino. Campo, Remo si tuffa Zerbonia, l'alzata buona di Laganà per Fabio Remo, il pallonetto. Il recupero della Papiro, ne stiamo vedendo di tutti i colori in questa azione. Pugliatti smarca tutti e va da Laganà che chiude la sua solita diagonale 6-9. Wow, che bella azione. E c'è sempre Basilico che è piuttosto stanco, infatti vedi, chiama time out. Ci sta, tutte e due le squadre molto stanche. Lungo scambio, non solo Basilico Renato ma anche Casella che ha preso un po' di respiro. Non so se l'avete visto.
Fischia l'arbitro, squadre pronte a rientrare in campo. Quinto set, 6-9 il punteggio, 2-2 di set. Pugliatti al servizio, riceve la Papiro, Mura 1 di Laganà, bravo Michele Zerboni a tenere in gioco Mimmo Laganà con il muro a 3, sbuccia le mani del muro avversario e porta in doppia cifra. Bravo, Jolly 5 bacio sulla guancia di Pugliatti a Michele Zerbonia per queste difese. Time out di nuovo. A coach Prinzi Russo piace fare i sul time out 6-9 ravvicinati. sì, e sul 6-10. Sì, sì. Più e più volte in questa partita ha chiamato 2 time out ravvicinati. Vuole far riposare la sua squadra, vuole dare più indicazioni possibili. Anche perché comunque la Jolly è lì, si è portata in doppia cifra e quindi il momento per la Papiro è adesso. O ora o mai più. Marco Pugliatti. La rosa. Lo schiavo. Lo schiavo, la rosa, scusa. Muro di E il Laganà. monster block. Come si è fermata questa palla, Renato? È scesa giù. Sì, a picco proprio. Solo Soletto Laganà fa un monster block incredibile. sempre Marco Pugliatti al servizio. Tesa sulla rosa, sullo schiavo, io lo sto chiamando. Pipe. Eccolo Forte. la rosa. Prova a recuperare la Jolly, rimanda di là Federico Figlianoti, ma palla che termina out. 7-11. Sì. Federico toglie la palla dalle mani di Pugliatti, che poteva magari intervenire in maniera più accurata. Calabrese al servizio dalla parte opposta su Michele Zerbonia. Laganà bravo, passa di lato del muro per il 7-12 e Fabio Remora al servizio. Sempre sullo schiavo, primo tempo. alzata ancora Figlianoti, Murato Figlianoti. Forse poteva ritardare un po' il colpo Federico muro Figlianoti. A 3. Sì. Non era da tirare a tutto braccio, il muro era ben piazzato. Da sottolineare compatto. un'altra bella alzata di Domenico Laganà. All'occorrenza può fare l'alzatore, avevamo già detto sulla nave. Casella al servizio, autore prima del primo tempo. Su Figlianoti, Domenico Laganà. Wow, passa, sta facendo tutto lui Domenico Laganà. Gli è andata storta solamente in quel terzo set, sì, in cui non gliene andava bene una. qui Pugliatti lo serve con mura 1, lui passa sul lungolinea. Arena. Pasquale Arena al servizio, primo tempo. Ottimo. E non c'era Francesco. Cassaniti ora al servizio. Oh, è trattenuta, sì, si è vista. Gli è rimasta lì sulla mano a Mimmo Laganà, 10-13. Sì. La prima bloccata e poi la spinta di là. Federico Figlianoti, Pugliatti va proprio da Federico Figlianoti a tutto braccio, l'ottima copertura di Calabrese. E poi Cassaniti schiaccia forte, tiene in gioco Remo, poi palla che rimbalza sulla rete
Marco Pugliatti non riesce a tenerla in gioco. 11-13, ci vuole time out. La Papiro si fa della sotto. Jolly infatti chiama time out. È un po' un déjà vu di Letojanni. Con la Jolly che si era bloccata a 13. Poteva chiudere la partita, vincere. In quel caso era sopra 13-10. Poi si è fatta rimontare e ha perso 15-13. Piano. Sempre Cassaniti al servizio. Ricezione affidata a Filianoti Federico, Remo e il libero Zerbonia. Remo riceve. Bravo. Lagana con un lungolinea porta al match point la Jolly. Con Lagana ora al servizio. Vediamo la sua spin. I fischi dalla palestra comunale. Ed è Ace Porco che si chiude con 11-15, 3-2 per la Jolly. Questa lunga partita sofferta. E vediamo subito gli appuntamenti di settimana prossima. Ultima di campionato. Ultimo giro. Nostra diretta della pallavolo. Probabilmente. Con le prossime. Vedremo. Ultima della diretta. L'ultima partita. E quindi sarà l'ultima dell'anno. Ma non finisce qua la programmazione DP, Certo, qua. Stavo appunto per dire ultima di pallavolo, ma non ultima diretta, perché c'è. Cosa ci sarà a breve? Un evento molto importante per quella la comunità con cui abbiamo iniziato 18, non ricordo quanti anni fa. 18? Eh sì, tu non c'eri, Gabrieluccio. Sì. Abbiamo fatto le prime affrontate, quindi noi saremo in diretta lunedì di Pasquetta con l'affrontata. Ancora dobbiamo organizzare tutto, ma noi siamo abituati all'ultimo minuto. Domenica decidiamo dove mettere le telecamere e lunedì andremo in diretta. Vedremo se riusciremo a fare i collegamenti come gli scorsi anni. Quest'anno dovremmo fare qualcosa di meglio. Vedremo. Se ci sono. Basta, stai dando troppi spoiler. Troppi spoiler. Comunque, appuntamento intanto a settimana prossima. Vediamo gli appuntamenti con la Jam Service. Posso dire chi sono? Veloce, vai veloce. No, volevo dire gli interpreti chi erano. Quest'anno è diverso. Cos'è? Madonna, San Giovanni e Gesù ritorno. È normale, no? Chi ci deve essere. Comunque, dicevamo, la Jam Service Aquila sfiderà la Datterino Volley Letojanni. Jolly 5 Frondi in casa contro la Re Borbone Saber Palermo. Sarà, chissà, un big match, non lo so. Con forse Palermo che si può giocare qualcosa. LCT Warriors Via Grande contro la Paumar Volley Siracusa riposeranno la Raffaele Lamezia e la Costa Dolci Papiro Catania. Non ci resta che ringraziarvi per averci seguiti. Da Renato e Gabriele qui in diretta da Fiumefreddo è tutto. A settimana prossima con l'EDP. Sabato buona serata, prossimo buona cena. Pala Bonini con Bonini. Gabriele. Ciao ciao. Thank you.